Allora, però bisogna dire una cosa, bisogna proprio dirla. Questa carne va battuta di più. Non è carne che va battuta, va bene, basta adesso, sull'antenna. No, giù l'antenna. No, l'antenna sta su. Il cappello, No, il cappello sta giù, basta questo cappello. Il cappello non lo togliamo più. Per favore. Quella piccola. Ecco, questo qui è la riproduzione esatta. Ottavia piccolo. Esatto, Ottavia. questa è la riproduzione esatta del mio sesso. Ora voglio dire una cosa. Perché? Ho visto Beppe Recchia che ha staccato subito dalla camera, va bene. Semmai questa battuta verrà poi tagliata, ma la rivedremo in appello. Ora... Sull'antenna. No, l'antenna sta giù, va bene, basta, non arrabbiare. Sul cappello. No, il cappello sta giù, basta, devo parlare dei femminelli. I femminelli napoletani, va bene? Oh, allora parliamo dei femminelli napoletani. Femminelli napoletani. Noi vogliamo fare uno spaccato generazionale ed introdurvi... Nell'argomento dei femminelli napoletani. E quindi vogliamo farvi vedere una piccola sceneggiata. Quando Quindaluna spunterà nel No, non è questo. Allora, signore e signori, in questo piccolo quadro del femminile napoletano, questo triste fenomeno che da anni angustia le nostre persone, Franco J.R. Opini interpreterà la parte del femminillo Leopoldo Piastrelloni, che si è appena rifatto i denti a Modena. Esatto. Ecco il tipico femminile. Ecco, vedete, proprio bello biondino così. No, è bruttissimo di un po', non preoccuparti di quello che dice tua moglie, dai, avanti, è un discorso importante. Bene, poi abbiamo... Ciao femminillo! Oggi una crisi d'astinenza! Ho bisogno di un clistere! Esatto. Questo è invece la mamma, il signore Nini La Salerno. mamma del femminillo. La mamma del femminillo. Un ex muratore. Esatto, Elvira. E io sono il babbo scontento, perché naturalmente è triste, perché ha il figlio femminillo. Tutto si svolge all'interno di una discoteca. La puzza invadente si chiama la discoteca. Di Puzzuoli. Aspetta un attimo che deve ancora iniziare. Allora attenzione, voi fate... Dai. Papà, ho bisogno di un clistere! Sì, aspetta un attimo, il figlio appunto ha bisogno di una overdose di clistere, ma questo lo vedremo in un secondo tempo. Allora qui, in questo punto della discoteca, c'è la porta della discoteca. Che fa? Si apre. Aspetta un attimo, non fate carrozza là dove non ci va la carrozza. Attenzione, pubblico elegantissimo, silenziosissimo, parecchio omosessuali. Pronti, andiamo avanti. Apro la porta, si apre la porta. Busso. Perché ne stai giocando a 3-7? Busso, no, tu cos'hai? Avevi la Napoli? Io la Napoli. Dai, basta allora. Busso. Toc. Chi è? No, toc, tu fai rumorista. Io faccio la contro... No, tu fai rumore. Allora, pronto? Bussati. No, non c'entra questo, scusa. La porta cigola ho detto. La porta cigola, questo qui è dopo. Questo qui io apro, questa è la porta. Beppe prendete la comoda, mettete un cappuccio, c'è tempo, pronto? Busso. Toc. No, non è toc perché è knock, perché l'ho fatto con le knock. Allora pronto, vai? Aritoc. Chi c'è? Chi si ha? No, ma come ti permetti di rompere le scatole nella sceneggiata? Un momento, scusami, non fare carrozza, Agia. Ragazzi, sono in ginocchio, allora, vediamoci. Non preoccuparti. Ritornerò in ginocchio. No, aspetta un attimo, pronti? L'altra non è niente. Per favore, allora, io busso. Oh, dai, c'ho la crisi da... No, ho capito, un attimo, fai facile. Allora busso, apro. Toc, ariritoc. Si apre la porta della discoteca. Perché era un po' di corrente d'aria. La porta pneumatica. Si apre, io prendo la maniglia. Piglia la maniglia. Pigliate sta maniglia, pensa a me. Dai, va. Apro la maniglia, pronti? Prima la madre, dopo la figlia. Si apre la porta, aspetta. Mancava olio. Gnarignec. E qui vedo la scena e dico... Felicissima sera. Aspetta, mi viene da ridere aspetta. adesso, non sono pronto. Felicissima sera a tutti sti signori inchiappettati. È femminello. Femminelli, tutti femminelli. A questa comitiva così allena. Non è che c'è molta... Ecco chi è la responsabile della tua femminilità. Eccola qua. No, c'entra quella lì, sei tu. È tua madre, è lei che ti ha rovinato. Io di catte, hai capito? Hai capito? Vuoi capire sì o no? Sei stata tu che mi hai rovinato il figlio. E quante volte t'ha già dicere? Io ti faccio la capatanda, Voglio morire. Hai capito? Mi piacciono le orecchiette. Che hai detto? Che
Mi portavi sempre con i muratori. Aspetta che adesso in questo momento devo fare una cosa. Ti devi dire una cosa di importanza capitale. Saluto la manifattura che... Basta, non si può fare. Niente, basta. Basta, fallito. Basta, signori. È fallito miseramente il tentativo di sceneggiata e presentiamo la canzone della settimana che dal cocuzzo della montagna. No, non è questa. La canzone della settimana è una canzone mantovana. La sceneggiata è fallita, il discorso sui transessuali è andato a Roma. Torniamo a Mantova, la canzone mantovana dal titolo. Sapete che appunto Virgilio, come avevamo detto la settimana scorsa, aveva scritto le Georgiche perché era amico di Ray Charles, Virgilio Marone. Virgilio Maroni, sì, che quando va in Scandinavia diventa Virgilio Maron Glacé. Esatto, e quindi questa è la canzone, si chiama appunto, abbiamo citato Georgica on My Mind. Questa volta facciamo proprio la canzone Georgia on My Mind, che vuol dire tradotto da mantovano? Georgia, a mai, non mangio mai. Esatto. È la storia di un transessuale che E si vede. È la storia di un transessuale, signori. Il transessuale si chiamava Giorgio Albertazzi. Egli andò, famoso attore per il mai dimenticato idiota. Giorgio Albertazzi, l'inventore dei razzi. Ecco, Giorgio Albertazzi andò a Casablanca, dove da Giorgio si trasformò in Gino. No, che in Gino. Si trasformò in Giorgia, da qui la canzone Georgia on My Mind. Che in Gino. No. mi sembrava lo stesso attacco. Giorgia. Giorgia. È troppo basso. Giorgia. Giorgia. Ripete Giorgia. The old days true. Dove lui è arrivato a Casablanca in questo albergo e dice The old day is true. La hall è distrutta. Non posso fare la registrazione, la hall è distrutta. La hall è Just an distrutta. Tira fuori il old passaporto. sweet song. Com'è? Just an old sweet song. Già stenografai in Svizzera a un Suisson, a un Svizzero. Keep Georgia on my mind. Che qui Giorgia mai, cioè Portate un medico di Casablanca. l'anoressia ha intaccato anche Giorgio. Sassi su sa. Qui sui salami che si tagliano. Sassi su sa. La solita affettatrice che taglia. Aspetta un attimo allora. Sassi su sa. Sassi su sa. Sassi su. Continato. Other arms reach out to me. Reach out to me. Il secco coro. Other Non posso fare arms reach out to me. Reach out to me. Bravi. Other arms smile tenderly. Smile aveva messo le tende, Smile tende. Le tende stanno lì, prendile pure. Smile tenderly. Smile. Now the peaceful machines, they're all leads back to you. Mamma, sorete, mamate, siete, notete tu, Georgia. Georgia, the holy soul, just an old sweet song. Keep Georgia on my mind. Sassi su sa sa sa. Sassi su sa sa sa. Il Terzinato. salmiere che ci dà dentro. Other arms reach out to me. Reach out to me. Other arms smile tenderly. My tenderly mouth. How the peaceful dream Hai detto that she Hai detto peaceful. E allora cosa vuol dire? Vieni qua, non fare no, cretino, vieni qua che devo finire il pezzo, dai! Now the peaceful dream No, questo that she